l'avvocato Strano può sostituire i difensori non presenti? No, Presidente, io preferirei no, se vuole glielo motivo, se no, se è sufficiente il no. È sufficiente. Grazie. Allora, l'avvocato Bassetto in sostituzione dei difensori assenti e di ufficio per gli imputati sprovvisti di difensore di fiducia. E in proposito devo interpellare alcuni imputati per l'aggiornamento della situazione con riguardo ai loro difensori. Assinata Salvatore c'è? Assinata Salvatore? Quindi non si può chiarire, qui risultano 3 difensori. Avvocato Renato Penna, Vincenzo Cullotta e Salvatore Caruso. Crisafulli Francesco è presente? Sì. E risulta difeso dall'avvocato dagli avvocati Bassetto Passarello e Enzo Albano. Siccome i difensori possono essere 2, Crisafulli, lei tra questi 3 deve dire chi sono i suoi 2 difensori. Se date la linea alla penultima cella sulla mia sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allora avvocati Bassetto e Passarello. Marchese Michele c'è? Dov'è Marchese? Marchese? E sempre nella cella precedente mi pare Marchese? Ecco, lei è ancora sprovvisto di difensore di fiducia, Marchese? O ha provveduto alla nomina? Deve avvicinarsi al microfono, Marchese. Un po' d'attenzione, per favore. Io non ho sentito, deve avvicinarsi di più al microfono. Lei spenga la sigaretta, per favore, la cella appresso, non può fumare in aula durante l'udienza. Allora, Marchese diceva più vicino al microfono. Come? Allora, l'avvocato Filippo Freddoneve. Pulvirenti Antonino, lei mi pare da ultimo ha nominato l'avvocato Catania e risultava difeso, per favore la linea alla terza cella a sinistra, risultava difeso anche all'avvocato Penna e Passarello, solo l'avvocato Catania, va bene. Dopodiché possiamo dare inizio. C'è ancora una cosa, mi pare che il pubblico ministero aveva chiesto l'accompagnamento per oggi di un testimone e non è stato formalmente... E non è presente, Jacopo. Non è presente, no. Quindi se insiste per l'audizione di oggi, disponiamo immediatamente l'accompagnamento per Iacono Ferdinando. La giornata di oggi. Quindi si tratta di Iacona Ferdinando. La cancelleria provveda. Presidente, scusi, sono l'avvocato Strano. Poiché mi devo allontanare nel corso dell'udienza, la prego di fare segnare che nomino sostituto per l'udienza odierna l'avvocato Roberto Curcoluto. Bene. Dopodiché possiamo introdurre il teste che sia presente. Il colonnello Di Tommasi. Presidente, nell'attesa che venga introdotto il test, mi dà la parola? Certamente. Abbiamo potuto accertare che, se è vero che nella stanza dei testimoni non ci sono altoparlanti, quindi non si può sentire l'udienza,
Dall'atrio qui antistante le porte d'ingresso all'aula invece l'udienza è chiaramente udibile. La prego di accertare e di fare rispettare la regola che i testimoni vengano tutti messi nella stanza dei testi che ad hoc è stata costruita. Appena rientra l'ufficiale giudiziario. Grazie. Perché mi pare che rientra tra i suoi compiti questo. Si accomoda. E la telecamera deve essere disattivata durante l'escussione dei testi. E l'ufficiale giudiziario la disturba? La prego di accomodarsi dall'altro lato, grazie. Sì. E l'ufficiale giudiziario dovrebbe curare che le persone citate come testimoni non si allontanino, non escano dall'aula dal momento in cui inizia effettivamente l'udienza, che non escano dall'aula dei testimoni. Grazie. E per favore le sue generalità per il verbale. Sì, sono il tenente colonnello Francesco Di Tommasi, nato a Roma il 6 dicembre 1958. La formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Colonnello, ha svolto attività investigative nei confronti della Amalia SRL? Sì, abbiamo ricevuto una delega d'indagine e in particolare siamo stati incaricati di accertare che tipo di rapporti commerciali, di natura commerciale, c'erano stati fra la Sigros e la società Amalia. E in particolare ci veniva richiesto di accertare la consistenza e la natura dei rapporti commerciali. E dai controlli che abbiamo effettuato, posso aiutarmi con gli atti? Dai controlli che abbiamo effettuato abbiamo accertato che i rapporti fra Sigros e Amalia erano rapporti di acquisto da parte della Sigros nei confronti dell'Amalia, che era un fornitore, e consistevano nel 1990 non è stato effettuato nessun acquisto, lo stesso nel 1991, mentre nel 1992 la Sigros ha effettuato acquisti di prodotti derivati del latte, latticini, formaggi, per un imponibile di 2.335.026.000 lire, IVA esclusa. Voi avete potuto verificare se vi sono stati rapporti fra la Amalia e la Indis SRL? Sì, anche qui abbiamo accertato dei rapporti sempre di acquisto da parte della Sigros, cioè della Indis appartenente al gruppo Sigros. Anche qui nel 1990 e 91 non sono stati riscontrati acquisti, mentre nel 92 sono stati riscontrati acquisti per un imponibile di 6.423.000. Colonnello, avete accertato quando è stata costituita la Amalia SRL? Sì, dunque la Amalia è stata costituita, un attimo solo che, il 21 febbraio del 1991. Ricorda chi erano i soci della società in questione? Dunque, soci dell'Amalia erano inizialmente il Caruso Gaetano, nato a Catania l'8 luglio 1934, e Marchese Lorenzo, nato a Catania il 3 luglio 1947. Questo alla data della Costituzione, che ripeto è il 21 febbraio 1991. Amministratore in sede di costituzione della società era stato nominato il signor Pizzimento Paolo, nato a Mineo il 29 luglio del 39.
però successivamente il 14 aprile 91, quindi dopo il 19 aprile 91, dopo un paio di mesi dalla Costituzione, c'era stato un ampliamento del capitale sociale e l'intervento di altri soci che oltre al Caruso e al Marchese sono intervenuti come soci il Pizzimento Paolo, che già era amministratore della società, e Di Mauro Sebastiano. Colonnello, la sede della Amalia dove si trovava? Dunque, la sede dell'Amalia si trovava in Contrada Perticone Parazzello, in Motta Sant'Anastasia, al numero 10. Ricorda se nella stessa struttura industriale avevano sede altre società? Dunque, documentalmente noi abbiamo accertato che la Cibitalia SRL era stata intestataria di 2 utenze telefoniche attivate all'indirizzo di Motta Sant'Anastasia, Contrada Perticone Parazzello numero 10, così come allo stesso indirizzo risultava la sede dell'Alidea SRL. Avete verificato che erano i soci della Alidea? Dunque, i soci dell'Alidea a noi risultavano Miceli Antonio, nato ad Aliterme il 14 gennaio 1934, e Napolitano Raffaele, nato a Busseto di Parma il 24 aprile del 29. Colonnello, avete svolto attività investigative nei confronti della società a responsabilità limitata Matura? Dunque, nei confronti della Matura, anche qui abbiamo accertato quali fossero i rapporti di natura commerciale intercorsi fra la Matura e la Sigros, e in particolare abbiamo accertato che nel 1990 la Sigros aveva effettuato acquisti dalla Matura sempre di latticini derivati del latte e formaggi per un imponibile di 1.191.826.000 nel 90. Nel 91 il volume degli acquisti era aumentato a 1.723.910, mentre nel 92 era sceso a 246.064.000, rilevando però come nel 92 a fronte di un calo di fatturato da parte della Matura a 246 milioni rispetto a oltre il 1,5 miliardi dell'anno prima, era intervenuto però l'inizio della fatturazione con la società Amalia per 2.335.000, quelli che accennavo prima. Voi avete verificato se vi fossero collegamenti fra la Matura SRL e la Amalia SRL? Dunque, innanzitutto per quello che riguarda la Matura abbiamo accertato quali fossero i soci. Il programma del pubblico ministero era stato comunicato tempestivamente. Posso farle niente? Farlo sostituire dall'avvocato Bassetto così come ho disposto e non ho altro da fare. Sì, dunque, allora i soci della Malia sono quelli che ho accennato prima. I soci della Matura invece sono risultati essere Mangion Giuseppe, appartenente alla famiglia Langion legato al clan Santa Paola, Tuccio Giuseppe e Ragusa Rodolfo. Il Tuccio Giuseppe, che era socio nonché amministratore della società Amalia, è fratello di Tuccio Salvatore. Il Tuccio Salvatore è stato direttore delle vendite della Amalia,
Poi sono stati accertati un'altra serie di collegamenti ed in particolare il fatto che parte dei macchinari e dei dipendenti erano passati dalla Matura alla Malia, il fatto che le linee di credito e la clientela era passata anche quella dalla Matura alla Malia, e il fatto che la Malia produceva i propri prodotti utilizzando il marchio Matura, che da ragione sociale della Matura SRL era diventato invece un marchio di prodotto. Voi avete verificato il perché la denominazione fosse proprio Amalia SRL? Dunque una figlia del Tuccio Salvatore si chiama Amalia. Voi avete verificato se vi fossero stati rapporti di affari o commerciali fra la Matura o la Amalia e la società Alidea SRL del signor Miceli Antonio? Qui negli atti non mi risulta. Voi avete potuto verificare, se ve ne siete occupati, eventuali rapporti diretti fra Tuccio Salvatore e Miceli Antonio? Dunque, noi abbiamo Signor Presidente, scusi, mi consente di intervenire, sono l'avvocato Strano. Io vedo che il teste sta esaminando degli atti, ci potrebbe dare la natura di questi atti, perché mi pare che all'inizio è stato detto, però non sappiamo a cosa stia facendo riferimento. Lo vuole fare lei stesso, per favore? Sì, sto facendo riferimento a un primo atto che è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Catania. Purtroppo nella mia fotocopia non si legge molto bene la data, è un'informativa che è stata fatta... Dovrebbe essere il 3 giugno 93, sì, dovrebbe essere 3 giugno 93, la numero 1040/2. Sì, questa è una, l'altra? L'altra è una nota del 5 settembre 94, la numero 2897, che ha riepilogato degli accertamenti che sono stati fatti nel settembre 94 nell'ambito di una misura di prevenzione. Sì. Presidente, io vorrei sapere, visto che chi ha firmato e chi ha redatto questi atti, visto che il codice detta certe cose... Prego? In sede di controesame? No, Presidente, scusi, non sto facendo una domanda, dico perché la signoria vostra l'autorizzi il teste ad esaminare gli atti, devono essere atti da lui redatti, vorrei sapere se sono atti redatti dal colonnello. Cioè, se sono a firma Redatti dice il codice. Il codice dice redatti, Presidente, l'ho controllato. Scusi, io posso chiedere se sono atti a firma del teste, dopodiché lei in sede di controesame farà tutte le sue indagini. Mi scusi Presidente, l'autorizzazione a servirsi di questi atti credo che venga data dal Presidente. Il Presidente la può dare se sono atti redatti dal teste. Ecco, allora credo che sia compito della Presidenza accertare se gli atti sono redatti o meno dal teste, non da me in sede di controesame, altrimenti tutto l'esame... Ho capito il problema, Avvocato, e secondo me va risolto nel senso se il teste ne assume la paternità, quindi sono atti sottoscritti da lei?
Dunque, la prima nota, quella del 93, reca la mia firma. Chiaramente io come comandante del nucleo di polizia territoriale della Guardia di Finanza di Catania all'epoca dei fatti non è che potevo fare in prima persona tutte le indagini, avevo la dipendenza 120 uomini, quindi... Questo è argomento che riguarda poi il difensore, non me. Poi l'altro atto lo ha inviato il capitano Andrea Lotino, che era inquadrato nel gruppo di polizia tributaria, cioè svolgeva attività presso il gruppo di polizia tributaria. E non è a sua firma. No, ecco. Allora Presidente, le chiedo di dichiarare inutilizzabili gli atti attraverso i quali Testi ha dato le sue risposte, cioè le risposte date attraverso atti che non poteva consultare, cioè tutte le risposte che ha dato, credo l'informativa sia solo 2 paginette, il grosso del notizio di reato o del rapporto è contenuto nel rapporto che non può utilizzare il testo. Avvocato Strano, quando smette di parlare dovrebbe disattivare... Sì, scusi Presidente, l'avevo dimenticato. Grazie. Pubblico Ministero? Signor Presidente, in ogni caso il codice parla di atti redatti e poi mi sembra evidente che allorché viene predisposta una nota riassuntiva delle attività investigative svolte, quale certamente è quella del 3 giugno del 93, il responsabile dell'ufficio utilizza degli atti di polizia giudiziaria compiuti proprio al fine di predisporre quella nota stessa e quindi anche gli esiti di quegli accertamenti sono compendiati in quella nota redatta certamente dal colonnello Di Tommasi. Scusi, per quest'atto che mi pare che a firma del colonnello Di Tommasi il problema per me è superato, ma sento che c'è una ulteriore nota che non è a firma del testo. Si può chiedere al test se quella nota è stata utilizzata per riferire all'autorità giudiziaria in esito all'attività investigativa che era stata delegata al test, signor Presidente. Comunque non è chiaro che nel momento... Scusi, non è per la notizia che per la sua qualità il test ha sicuramente, e per la consultazione dell'atto il discorso è diverso. La consultazione, il test può consultare atti da lui redatti. Atti da lui redatti significa, secondo me, atti di cui si assume la paternità, e la certificazione di questa assunzione di paternità si ha con la sottoscrizione. Per quanto riguarda atti dei sottoposti che non sono a sua firma, il test può essere certamente compulsato perché la sua funzione ricomprende anche l'attività del sottoposto, però per quanto riguarda la consultazione questo non è possibile, mi pare. Bisogna che venga a testimoniare sul punto per quella parte che il test non ricorda eventualmente chi ha materialmente redatto e si è assunto la paternità dell'atto. Questo solo è il problema. Signor Presidente, dovremmo innanzitutto verificare appunto col test quando ha consultato atti non a sua firma in occasione delle risposte date, allora per verificare quanto... Presidente, intanto le chiedo se l'ordinanza della Corte nel senso espresso dalla Presidenza che il test non utilizzi l'atto che non è a sua firma, perché l'ha lì davanti e la continua ad avere davanti. Quindi le chiedo di provvedere in questo senso. Sta seguendo i termini del discorso. La metto da parte. Possiamo andare avanti? Presidente, c'è il problema dell'utilizzabilità delle risposte che ha dato consultando atti che non era nel legittimo consultare. Scusi, Avvocato, lei ha a disposizione questi atti? Io non l'ho a disposizione, Presidente, ma lei pensa... Non dovrebbe averli. Scusi, li può avere a disposizione, li confronterà col verbale. No, Presidente, mi scusi, io non posso sapere quali risposte il testo ha dato servendosi dei suoi ricordi e quali risposte ha dato servendosi degli appunti. Questo dipende dalla coscienza e dall'onestà del test. Certamente io non posso dire che perché è scritto, se lei mi dice
che le risposte che coincidono con un atto non a sua firma non sono utilizzabili, io mi acquieto su questa interpretazione. Sto dicendo questo. Benissimo, va bene. Se no dovremmo riprendere da capo la testimonianza con poco costrutto, perché già gli atti sono stati Presidente, consultati. io volevo dare una patente di buona fede al te, se lei va così per me va bene, non c'è incidente, grazie. Allora, se possiamo andare avanti. Presidente, allora mi sembra di aver compreso che finora gli esiti dell'esame sono tutti utilizzabili. No, io sto dicendo che le risultanze, siccome il test è stato sin dall'inizio ammesso a consultare atti, siccome poi nel corso della testimonianza è risultato che alcuni di questi atti non sono a firma del test, e siccome non si può riprendere utilmente la testimonianza da capo, bisognerà poi in un secondo momento fare il confronto tra gli atti che sono a disposizione delle parti e il verbale in cui sono contenute le risposte. Io non so se il redattore dell'atto, il capitano, diceva, signor Colonnello, capitano Plottino, è nell'elenco del pubblico ministero. No, Presidente. Si può rimediare a questo. Cioè, io non riesco a comprendere come, in quale momento potremmo fare questa verifica, solo in sede di controesame. No, si può fare dopo aver esaminato il verbale. Presidente, scusi, io in ogni ritengo... caso lo si può citare d'ufficio, insomma la prova va conservata, si tratta del modo in cui deve trovare ingresso. Presidente, scusi, Prego. io melius re perpensa, io credo che l'interpretazione della Presidenza sia più esatta di quella mia, cioè poiché il test ha utilizzato degli atti che non poteva utilizzare, io credo e quindi chiedo formalmente che tutta la testimonianza resa fino a questo momento sia dichiarata inutilizzabile. Io non posso che confermare quanto ho detto precedentemente, cioè sì, parziale o utilizzabilità o non utilizzabilità della testimonianza si dovrà stabilire in un momento successivo, quando sarà possibile il confronto. Presidente, su questo siamo d'accordo, si può rinviare una volta che guardiamo e confrontiamo i due atti. Comunque, siccome io adesso mi sto allontanando, ci sarà opposizione nel momento in cui la pubblica accusa dovesse ripetere le stesse domande, perché ora il test non ha più l'atto da consultare, potrebbe ripeterle sulla base di una precedente consultazione. Ecco, quindi sulla base di una ripetizione della medesima domanda ci sarà opposizione della difesa. Quindi le chiedo di invitare la pubblica accusa a non rifare le stesse domande che sono state fino ad ora, perché rimane sub iudice tutto ciò che il colonnello ha detto fino adesso. Se lo confermasse sarebbe un escamotage per far entrare delle risposte che possono essere dichiarate non utilizzabili, sarebbero non ponibili le domande sotto l'aspetto della ripetizione della domanda. Presidente, posso intervenire? Io credo che la verifica tra quello che poteva essere letto e consultato e quello che non poteva essere letto e consultato possa essere fatta subito, ponendo al test la seguente domanda: con riferimento a quali argomenti specifici che gli sono stati posti il test ha consultato la nota a firma del capitano. Io credo che questo sia il sistema migliore, più immediato e più trasparente per poter giungere alla individuazione di ciò che eventualmente non sia utilizzabile e ciò che sia utilizzabile. Presidente. Io chiedo al colonnello De Tommasi di voler specificare quali sono stati gli argomenti per i quali ha consultato la CNR firma del capitano
Presidente, c'è opposizione a questa domanda. Perché... Mi scusi Avvocato, prego. è chiaro che a questo poi si aggiungerà la lettura del testo e quindi lei potrà fare tutte le ulteriori verifiche sulla base di quello che sta dicendo adesso il testo e di quello che è scritto nel verbale. No, Presidente, la mia opposizione è basata sul fatto che intanto la domanda non verte su fatti che sono oggetto del processo. Qui è una domanda... Fatti sono oggetti del processo? No, scusi. Questo non c'è dubbio. Non sono oggetto di prova, dottore Bertone, perché la prova del processo deve essere raggiunta sulle imputazioni, non sul ricordo o su ciò che dice il test. Credo che sia il primo. Signore, lasciamo, mi scusi, abbiamo capito il suo punto di vista. No, Presidente, vorrei aggiungere. Fermi tutti. Firma il capitano, comunque lo dovrebbe posare. Facciamo quello che ha posto sotto. Quello che ha posto sotto dice. Il posto sotto non è una parolaccia. Possiamo procedere? Sì, volevo dire, Presidente, che l'opposizione a questa domanda, a parte che, ripeto, non si tratta di fatti specifici oggetto di prova, perché la prova deve essere sui fatti, non su come il colonnello abbia utilizzato gli atti. Però mi pare che è stato sotto gli occhi della Corte, quindi siamo tutti, credo che lei ne dovrebbe anche dare atto, che alle domande il colonnello ha sempre consultato gli atti, quindi come si fa ora a dire se una parola l'ha letta nel rapporto o se una parola era frutto della sua memoria? Questo credo che non sia... Mi scusi, se ha finito Avvocato Strano, mi voglia scusare il pubblico ministero e se vuole disattivare il microfono, allora poiché a me sembra che la domanda sia utile ai fini della risoluzione dell'incidente che si è verificato, la domanda la pongo io in questi termini: se lei è in grado di specificare quali risposte ha dato consultando l'atto a firma del capitano Plotino. Sì, certo. Quale argomento? Almeno come argomento. Se posso rispondere al contrario, cioè... Quelle che agli atti... Può farlo? Sì. Sono relative al rapporto a mia firma e tutta la parte attinente ai rapporti commerciali fra Sigros, Amalia e Matura, e cioè i fatturati nei vari anni, i volumi di affari e gli acquisti, così come sono relativi sempre al rapporto a mia firma la parte relativa alle sedi dell'Amalia e di quali altre società avessero avuto sede allo stesso indirizzo o comunque potessero essere riconducibili al medesimo indirizzo, e in particolare la parte relativa alla CIB Italia e alla Lidea. E ancora relativa al rapporto a mia firma, la parte attinente alla composizione del capitale sociale relativo alla Amalia, nonché il rapporto di parentela esistente fra il Tuccio Salvatore e il Tuccio Giuseppe in relazione alla carica di amministratore, di direttore commerciale delle vendite dell'Amalia da parte del Tuccio Salvatore e della qualifica di socio da parte di Tuccio Giuseppe nella Matura. E ancora relativa al rapporto a mia firma la parte attinente alla composizione del nucleo familiare del Tuccio Giuseppe. Il resto è relativo all'altro rapporto. Bene. Possiamo proseguire? Colonnello, scusi, soltanto una cosa, se vuole riferire alla Corte l'esatto contenuto della denominazione Matura, cioè come è scritto Matura. Dunque è scritto MA.TU.RA. Grazie.
Non ci sono altre domande dal pubblico ministero. Controparte? Nessuna domanda? Presidente, se mi dà la parola, per Prego, cortesia. Avvocato Passaro. Grazie. Le chiedo scusa, lei ha fatto riferimento a bilanci di società e a fatturazioni. A fatturazioni. Le risulta che queste fatturazioni fossero comunque gonfiate o comunque false, non essendoci stato passaggio di merce? No, non abbiamo fatto questo tipo di accertamento. Perciò, fino a prova contraria, queste sono fatture idonee a tutti gli effetti, anche finanziari. Sono fatturazioni che abbiamo rilevato dalla contabilità. Dalla contabilità. E quindi, fino a prova contraria, le merci sono... c'è stato passaggio di merce. A sua conoscenza. Noi abbiamo fatto un riscontro sulla contabilità, cioè Perfetto. abbiamo preso l'elenco fornitori del sito, Perfetto. abbiamo preso la documentazione del sito, ci abbiamo accertato i volumi di acquisti da una società e dall'altra società. Indagini sulla effettività dei rapporti sottostanti non ne abbiamo fatte in modo più assoluto. Perfetto. Un'ultima cosa. Lei è a conoscenza di quanti figli ha Tuccio Salvatore? Tuccio Salvatore? Sì. No, a memoria non sono in grado di ricordare. Non sa come si chiama? So che una si chiama Maria, ma non mi chieda quanti ce n'ha perché non lo posso ricordare. Grazie, Presidente. Possiamo licenziare il test? Chiedo scusa, colonnello, il capitano Plotino dove presta servizio? Allo Scico qui di Catania, adesso è in ufficio, volendo potrebbe anche venire oggi pomeriggio, non so. E il nome del capitano lo ricorda? Andrea Plotino. Vabbè, aspetta. Ho capito, sì. Chi che vuole parlare? Se mi date la linea, per favore, la regia. Prego? A 1 a 1 non ho capito. Il numero 6. Sicuramente. Certamente. Guardi che c'è l'avvocato Passarello qui. Purtroppo un impegno al Tribunale si è protratto inaspettatamente oltre il previsto. Posso? Il pubblico ministero ha già finito? Sì. Mi scusi, il test è il maggiore di Tommaso? Come? Colonnello, mi scusi, nei suoi vecchi atti credo che figurasse questo grado, certo. Della Guardia di Finanza, mi pare. Sì. Mi scusi, colonnello, sono l'avvocato Passarello, difensore di Tuccio Salvatore, e volevo un attimo che mi chiarisse anche, data la mia assenza, la questione riguardante l'Alidea Cibitalia, cioè il rapporto con quale sarebbe col caseificio Amalia? Dunque noi abbiamo accertato Sì. che l'Alidea aveva sede dichiarata in Monta Santa Anastasia, contrada Verticone Palazzello numero 10, Sì. che è poi la stessa sede della Malia, lo stesso indirizzo dove si trova la Malia. Sì. Mi scusi, ma l'Alidea, quando lei fece quegli accertamenti, era una società
ancora in vita, per quello che lei sa? Che mi risulta era fallita, però. Ah, era fallita? Sì. Ho capito. C'era il curatore E allora, fallimentare. perfetto, chi era? Dunque, il curatore fallimentare Sì. era Corica Armando. L'avvocato Corica Armando? Sì, lo tengo così. Sì, sì. E il giudice delegato non l'ha appurato? E mentre per quanto riguarda la CIP Italia era risultata intestataria di 2 utenze telefoniche, la 7130-080 e la 7130-094, che erano allacciate all'indirizzo di Monta Sant'Anastasia, contrada Berticone Palazzello numero 10. Quindi, Sì, mi scusi, dico, quindi se mal non ho capito, voi avete rilevato una coincidenza di immobile, cioè lì dove esercitava coincidenza di indirizzi, esattamente. una coincidenza di indirizzi? Sì, esattamente. Ma ovviamente quando voi avete fatto gli accertamenti, dico, lì ormai a quell'indirizzo insistevano solo le attività proprie della società Amalia. Noi abbiamo accertato che c'erano degli indirizzi dichiarati per quanto Sì. riguarda questa società che coincidevano con la Sì. sede. Ma scusi, voi avete appurato come, diciamo così, in virtù di quale procedura la società Amalia aveva la disponibilità di questo insediamento industriale sito all'indirizzo da lei citato? Le faccio una domanda più specifica: avete appurato se era stata fatta rituale richiesta di locazione presso il curatore fallimentare da parte dei responsabili dell'Amalia? Guardi, noi non abbiamo fatto indagini sul posto, né abbiamo fatto accessi presso l'Amalia, né abbiamo fatto acquisizione di documentazione, per il semplice fatto che l'epoca in cui ci sono state delegate queste indagini era un periodo in cui non era possibile fare interventi palesi, almeno questo fu l'accordo con il magistrato che ci dominò le indagini, e quindi noi facemmo dei riscontri di carattere documentale, ma non presso la Madia. Ho capito. Per quanto riguarda, lei poc'anzi accennava al fatturato Sigros e acquisti Sigros da parte dell'Amalia. Prego? Questi Sigros fatti da Sì, acquisti Sigros. l'Amalia era fornitore. Certo, l'Amalia era fornitore del Sigros. E credo che abbia parlato anche di le attività svolte da un'altra società, la Matura. Perfetto. Avete voi appurato qual era il volume di affari che legava la Matura al Sigros? Prego. Abbiamo accertato Sì. che la Matura C'è di Tommasi. Scusi. nel 1990 aveva fatto un fatturato di 1.291.000.000 nei confronti del Sigros, nel 91 1.723 circa, nel 92 era calata a 246 milioni. Non so se è questo che vuole sapere. Sì, grazie. Sono i volumi degli acquisti fatti dal Sigros dalla Matura. E mi pare che lo abbia già detto, altrimenti se non lo ha detto in questo senso espongo la domanda. Dico, avete appurato che vi era continuità nell'ambito della clientela fra la società Matura e l'Amalia? Dunque, la continuità nell'ambito della clientela credo che sia una di quelle famose risposte basate sul rapporto che hanno autorizzazione a consultare. Quindi questo dovrà essere chiesto al capitano Plotino. Al capitano, mi scusi? Andrea Plotino. Plotino? Plotino, Andrea Plotino. attualmente comanda il GICO qui a Catania della Guardia di Finanza.
Avete fatto indagini circa le dimensioni, se uguali, se diverse ed eventualmente in che senso, e quindi fra le potenzialità produttive della ditta Matura e della ditta Malia? No, guarda, vi ripeto, queste indagini che ci sono state legate che abbiamo fatto sono state indagini riservate nei confronti sia della Malia sia nei confronti della Matura, nel senso che ci siamo rivolti necessariamente al Sigros per acquisire questi elementi, ma non abbiamo chiesto al Sigros i volumi di acquisti della Malia o della Matura in genere, abbiamo chiesto al Sigros tutta la contabilità relativa agli acquisti, proprio per non far capire che l'indirizzo dell'indagine era puntato appunto su quelle due società e non su altre. Si trattava praticamente di tutelare la riservatezza dell'indagine in quel periodo. Mi scusi, l'ufficiale di cui lei prima ha fatto il nome è invece in grado di riferire in merito a questo particolare aspetto dell'indagine? Lei non lo sa. D'accordo, io non ho altro, Presidente. Il Ministero, altri interventi? Può andare, signor Presidente. Grazie a lei. No, ora. Sì. Ora le cerco. Signor Presidente, l'Ufficio del Pubblico Ministero intendeva chiedere l'ammissione quale teste del capitano Plotino, visto che in data odierna si sta trattando questo argomento ed è sorto quell'incidente, riterrebbe opportuno, nel caso in cui la Corte dovesse ammettere la citazione del teste, di farlo venire all'udienza odierna. Ci sono osservazioni di controparte sulla richiesta? Il capitano Plotino. Immediata citazione del capitano Plotino. No, nessuna. Allora, si ammette e si autorizza il Pubblico Ministero a portare immediatamente il teste in aula o appena possibile. Il prossimo teste è l'ispettore Fonti. Si accomodi da questa parte. Fate arrivare al teste per favore il foglio perché mi pare che è troppo lontano. Lei è l'ispettore? E dove è nato e quando è nato, ispettore? Catania, 16 marzo 64. Ed è in servizio dove? Presso il centro operativo di Elchiana. Vuole leggere la formula per favore? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero? Ispettore Fonti, lei ha svolto indagini presso la locale Camera di Commercio in ordine alla composizione societaria della Algel SRL, Alidea SRL e Cibitalia SRL? Sì.
vuole riferire alla Corte in quale CNR o comunque in quale relazione di servizio sono stati compendiati i risultati di questa indagine? Vogliamo fare una premessa. La nostra indagine inizia con una delega della Procura della Repubblica. Si vuole avvicinare il microfono, per favore. La nostra indagine inizia con una delega del procuratore aggiunto dottore D'Agata, che il 19 giugno del 93 delega il centro operativo DIA di Catania a effettuare degli accertamenti sulla Malia SRL e su eventuali personaggi che avessero cointeressenze con ditte legate in qualche modo alla Malia SRL. In quei giorni il dirigente del nostro ufficio, il coordinatore del servizio, il dottore Longo, ci invita a effettuare degli accertamenti. Ispettore, dovrebbe avvicinare di più il microfono con la base, ecco. Quindi dicevo, il dottore Longo, coordinatore del servizio, ci invita a effettuare degli accertamenti presso la locale Camera di Commercio e presso la cancelleria del Tribunale, partendo all'inizio proprio dalla Malia SRL, con la composizione societaria della Malia e con eventuali partecipazioni di componenti del collegio sindacale o eventuali soci in altre società, e in particolare appunto nell'Alcam, che era la società consortile nata dalla Algel e dalla Camst, nell'Algel, nella Camst e nella CIP Italia. Quindi noi insieme ai colleghi partiamo dalla composizione appunto della Lidea SRL. L'idea SRL dalla Amalia SRL. La Amalia SRL nasce all'inizio del febbraio del 91 e inizialmente ha come composizione i due soci Marchese Lorenzo e Caruso Gaetano e come amministratore unico Pizzimenti Paolo. La società viene formata con un capitale sociale iniziale di circa 20 milioni. Alla fine del 91 si decide un aumento del capitale e un aumento dei soci a 4. Viene inserito anche come socio Di Mauro Sebastiano e insieme a Pizzimenti Paolo, che oltre ad essere amministratore unico è anche socio della Amalia SRL. Nell'aprile del 92 viene versato l'intero capitale sociale, che era di circa 400 milioni. Vengono pure effettuati degli accertamenti sulla composizione del collegio sindacale. Troviamo nel collegio sindacale tale Falanga Luigi, se non ricordo male, Grasso Francesco, che poi dagli accertamenti effettuati presso i vari comuni risulta essere nipote diretto di Tuccio Salvatore, e altri componenti del collegio di cui adesso non ricordo il nome. Ricorda, a proposito, ispettore, a proposito del collegio sindacale di cui stiamo appena dicendo, ricorda il nominativo Gerbino Maurizio? Sì, Gerbino Maurizio si trovava sia nella composizione della Malia sia nella composizione di altre società per le quali noi effettuavamo degli accertamenti. Un rapido flash, ricorda se il Gerbino o Maurizio o il padre fossero interessati alla gestione di un ristorante? Sì, Gerbino Mario, che era il titolare di Villa delle Rose, che lo trovavamo nella composizione della Lidea. E Gerbino Mario è il padre di Maurizio? Sì, padre di Maurizio. Ecco. E gli ulteriori accertamenti? Gli ulteriori accertamenti permisero di stabilire che indirettamente c'era un passaggio fra alcuni componenti delle varie società che in qualche modo o a qualche titolo si trovavano inserite nelle varie società. Ad esempio il Romeo Carmelo lo troviamo liquidatore al gennaio del 93 nella società CIP Italia, che poi risulta essere l'affittuaria dei terreni dei locali dove stava la Maria SRL, e lo troviamo pure partecipe in altre società, come alcuni componenti come il Vaccaro Giuseppe che troviamo nella Camst, lo troviamo pure nell'Alcam, e anche le mogli di alcuni di questi componenti li troviamo nei vari consigli di amministrazione delle varie ditte. Questo con riferimento alla società
Quando abbiamo detto Amalia SRL. Amalia SRL. Con riferimento alla Algel SRL, sa indicare alla Corte i componenti del Consiglio di amministrazione, magari consultando gli atti a sua firma, vuole indicare alla Corte anche l'atto che consulta, sì. Cortesemente. Questo è un appunto informale che usavamo per i vari collegamenti fra le varie ditte. Nell'Algel in particolare... Mi scusi, ispettore, a sua firma vi è una... Non ho la relazione con me. Allora gliela diamo noi, la relazione. La relazione non è questa. Questa. Tutte e due, no? Come quella è Sì, questa è la relazione appunto dove si evince che il Gerbino Maurizio fino al giugno del 1992 fu presidente del Consiglio di amministrazione dell'Algel SRL. Vuole indicare la nota, ispettore? È la nota numero 125 CT di protocollo del 9 luglio 1993. Ecco. Un po' di ordine in aula, per favore, un po' di silenzio. Con riferimento all'Algel SRL, ricordi innanzitutto la sede dell'Algel SRL? Se lo ricorda, se no... No, questo non lo ricordo. Ecco, allora vogliamo parlare appunto sulla base degli atti che può consultare chi era il presidente della assemblea ordinaria del 30 giugno 1992. Il presidente dell'assemblea ordinaria il presidente uscente era Gerbino Maurizio. E il presidente del consiglio di amministrazione? Dal 92 al 95 viene nominato Vaccaro Giuseppe. Dicevo prima che Gerbino Maurizio fino al giugno del 92 risultava nel Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda la Lidea SRL? La Lidea SRL risulta fallita. Nella composizione troviamo Gerbino Mario, che dicevo appunto essere padre di Gerbino Maurizio, Miceli Antonio e un'altra persona di cui non ricordo il nome. Silenzio in aula. Le risulta se il Miceli Antonio è stato destinatario di provvedimento restrittivo nell'ambito dell'operazione Orsa Maggiore? Sì. Vogliamo un attimino parlare della matura. Avete fatto accertamenti anche sulla matura oltre che sulla malia? No, sulla matura non sono stati effettuati accertamenti.
perché appunto la delega si riferiva specificatamente alla Malia SRL. Mi scusi, nella CNR del 30 luglio del 1993 vi sono riferite delle indagini che sono state condotte da lei e dall'ispettore Buceti, sì, anche in merito alla matura. Cioè noi partiamo da un preciso verbale di sommarie informazioni che viene reso da Pizzimenti Paolo il 5 luglio del 1993. Quindi sono stati fatti accertamenti sulla Però indirettamente, perché ecco, noi abbiamo le dichiarazioni di Pizzimento Paolo che ci riferiscono appunto il passaggio fra la matura e la Malia SRL. Il Pizzimenti Paolo ci dichiara che quando viene fondata la Malia SRL, direttamente la matura fornisce alla Malia sia i macchinari, infatti vengono pagati circa 100 milioni con un assegno a firma Malia, sia parte del personale che transita dalla matura alla Malia. Il Pizzimento ci dichiara che Tuccio Salvatore, però non ci dice che titolo rivestisse nella matura, ci dice che Tuccio Salvatore, per la sua esperienza nella produzione dei latticini e nel commercio, viene nominato direttore responsabile per la produzione per un certo periodo. Lui, se non ricordo male, fissa il periodo all'aprile-marzo del 1993 e durante questo periodo il Tuccio Salvatore percepisce una somma di circa 30 milioni. Dal marzo-aprile del 1993 il Pizzimenti Paolo dichiara che il Tuccio Salvatore non ha più rapporti con la Malia SRL. Dichiara pure che Tuccio Giuseppe, fratello di Tuccio Salvatore, non ha mai avuto rapporti né direttamente né indirettamente con la Malia SRL. Nelle sue dichiarazioni, precisamente in un verbale di sommarie informazioni che, come dicevo prima, risale al 5 luglio del 93, reso a ufficiali di PG della stazione dei Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, il Pizzimenti Paolo dichiara che nel 1992 la Malia SRL ha degli utili per circa 6 miliardi. Però non si sofferma su come questi utili siano suddivisi nell'ambito della stessa ditta. In merito alla matura, ricorda dagli accertamenti quali risultano essere stati i soci? I soci iniziali, perché la matura viene fondata nel 1983, sono Mangion Giuseppe, classe 59, figlio di Francesco, Ragusa Rodolfo e Tuccio Giuseppe. Lei ricorda se il Ragusa Rodolfo risulta interessato in altre attività economiche? No, il suo nome non emerge negli accertamenti delle varie ditte da noi fatte. Cioè in particolare su una società che si occupa di surgelati. Silenzio in aula. Silenzio. Al momento no. Vuole dire alla Corte come è scritta la denominazione matura? MA puntino, TU puntino, RA puntino. E lo stesso Pizzimento ci dice in quel verbale che ho già citato che il marchio matura viene mantenuto e accostato alla Malia SRL perché era utilizzato dalla Malia SRL per la pubblicità che già aveva la matura nell'ambito del territorio siciliano e quindi la Malia aveva intenzione di sfruttare il marchio matura appunto per
la vendita dei prodotti caseari. I locali della Amalia, lei diceva, erano stati presi in affitto dalla Civitalia. Ed erano i locali dove stava la Lidea che poi fallì. Ecco, per quanto il liquidatore, appunto, dicevo, della Civitalia all'1 marzo del 93 era Romeo Carmelo, che troviamo nella composizione di altri consigli di amministrazione. Lei non ricorda di aver svolto, o comunque il suo ufficio, di aver svolto indagini in merito ad una società che si occupava del surgelamento di alimenti ittici, alla quale era interessato uno dei figli dell'imputato Santa Paola Benedetto? Non ricordo per le indagini svolte durante la permanenza al centro operativo di Catania, però per esperienza alla Criminal Pol di Catania ricordo che ci furono degli accertamenti fatti su una ditta, la IFIC SRL di Motta Sant'Anastasia, e un'altra ditta in cui in qualche modo era interessato tale Ragusa Rodolfo, che non so se è lo stesso Ragusa Rodolfo trattato nella presente trattazione. Ricorda questo accertamento addetto da chi è stato fatto? Dalla Criminal Pol di Catania. E lei prima di lavorare alla DIA prestava servizio presso la Criminal Pol di Catania. Ecco, ma all'epoca di questo accertamento lei non faceva già parte della Criminal Pol? Facevo parte, ma non fu fatto da me l'accertamento. Ecco, ricorda chi lo fece quell'accertamento? Non posso dirlo con precisione perché in quel periodo c'era parecchio personale al servizio centrale operativo di Roma che dirigeva direttamente le indagini. Comunque all'epoca il dirigente della Criminal Pol chi era? Il dottore Foti. Lei ricorda quale marchio veniva utilizzato nei prodotti confezionati dalla Malia? Dicevo prima il marchio Matura Amalia. E per quanto riguarda, forse questo già l'ha detto, se l'avessi detto rinunzio alla domanda, quali macchinari venivano utilizzati nella Amalia? Fu lo stesso Pizzimenti Paolo a dirci che furono acquistati gran parte dei materiali della Matura SRL da parte dell'Amalia, con un assegno di 100 milioni redatto appunto dai titolari dell'Amalia. Grazie. Controesame? Posso, Presidente? Sì, avvocato Passarello. Lei ha mai visto il caseificio Amalia? Sì. Si tratta di un caseificio di piccole, medie o grandi dimensioni? Ma non ho esperienza nel settore, sì. Quindi non li saprei indicare, però era un caseificio abbastanza grande. Per le mie... Lo stabilimento può indicare che superficie aveva, grosso modo, così in via indicativa, in via di massima, insomma? Non posso indicare, perché noi non effettuavamo accertamenti di natura cartacea inerenti all'edificio. Sapeva invece, nell'ambito delle sue indagini, le dimensioni del caseificio dell'azienda Matura? Conosceva? No. Senta, può riferirmi il volume di affari intercorso tra la Matura ed il Sigros nel 1990? Questi sono stati accertamenti fatti dal comando della Guardia di Finanza di Catania. No, sono stati accertamenti che ha fatto anche lei. Io la pregherei di compulsare, su autorizzazione del Presidente,
pagina 6 degli accertamenti, non come si è detto sinora in comunicazione di notizia di reato, ma dell'atto denominato esiti accertamenti del 30 luglio 93. Non so se... In questa nota noi riproponiamo la nota del Comando Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catania, numero 1040/2G del 3 giugno 1993, nella quale si evidenziano i rapporti intercorsi tra il Sigos e la Maglia nell'anno 93. Scusi, se è un atto a sua disposizione, cortesemente, se vuol rileggere pagina 6, credo che a pagina 6 vengono indicati i rapporti economici che nell'anno 1990 intercorrettero fra la Matura ed il Sigros. Sì, vengono riportati... li vuole riferire alla Corte, per cortesia? L'imponibile è di lire? 1.191.896. Come, mi scusi, 1 milione? 1.191.896. La ringrazio. Poc'anzi le è stata chiesta la composizione della società Matura. Credo che la sua risposta sia stata parziale. Lei ha riferito i soci che ebbero a costituire la società Matura. I suoi atti sono del 93. Può riferire alla Corte le evoluzioni che subì l'assetto societario della Matura, cortesemente? Come già risposto al PM, noi non effettuavamo degli accertamenti specifici sulla Matura. Non effettuavamo degli accertamenti specifici sulla composizione della Matura. Ho capito. E che tipo di accertamenti? Dico, per quanto riguarda i soci, che accertamento avete effettuato? Cioè voi, mi scusi, fate un accertamento, siamo nel 93 se non erro, perché questo esito di accertamenti porta la data, come dicevo, del 30 luglio 93. Sì. Ecco. E allora, mi scusi, in tema di assetto sociale, voi che radiografate una società nel 93, cosa individuate come per quanto riguarda l'aspetto sociale? Come ho detto all'inizio, sì. La delega era riferita esclusivamente alla Maglia SRL. Sì. La Matura entra nei nostri accertamenti solo dopo le dichiarazioni di vizi membri Paolo, che sono del 5 luglio 93. Benissimo. Mentre la delega è del 19 giugno 1993 riguardava solo la Maglia SRL. Benissimo. Perfetto, ma dico, sia pur di sfuggita, secondo quello che mi dice lei, secondo quello che riferisce lei, di qualcosa con riferimento alla Matura vi siete pure occupati. Certo, anche perché... Ecco, e avete verificato, dico, l'assetto sociale? Credo che una delle cose che... Noi siamo venuti in possesso di uno scritto della stazione CC di Monte Sant'Anastasia, sì? indirizzato al Tribunale fallimentare, in sì. cui si diceva che la Maglia era la naturale prosecuzione della Matura. Perfetto. E avete appurato a quel punto chi erano i soci della Matura? Lei ha fatto riferimento a delle persone. Questo suo, se non sbaglio, su indicazione del pubblico ministero. Questo assetto sociale, credo che, mi corregga se erro, ma credo che faceva riferimento alla costituzione della Matura, cioè di 10 anni prima. Vi siete occupati di verificare se questo assetto sociale, questo vetero assetto sociale, era nell'arco di un decennio modificato? Non vi siete occupati di questo? Abbiamo visto che si evidenziava la figura del Tuccio Giuseppe, che era fratello del Salvatore. Sì. Ma non trovavamo mai in alcun modo dei collegamenti diretti tra il Tuccio Salvatore e la Matura SRL. Dico, quindi comunque, mi scusi, tranne diciamo l'assetto iniziale che per qualche motivo vi interessava, dico, per il resto voi non avete più seguito l'assetto sociale della Matura, cioè non avete visto se un anno, 6 mesi dopo, per esempio, l'assetto sociale da lei indicato era variato e se poi si era mantenuto costante nell'arco di un decennio. Non avete provveduto a fare questa operazione di indagine, è esatto? Perfetto, la ringrazio, non ho altre domande. Ci sono altri interventi? Pubblico Ministero? Può andare, ispettore, grazie. Prossimo teste.
L'ispettore Buceti. Se si vuole accomodare da questa parte, ispettore, grazie. Le sue generalità, per il verbale, buongiorno. Nome, cognome, luogo, data di nascita e l'ufficio dove presta servizio. Sì. Uccelli a Militare. Nato a Catania 19/10/1955, ispettore della DIA di Catania. Bene, la formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero. Ispettore, avete svolto attività investigative nei confronti della Amalia SRL? Sì, noi su delega della Procura della Repubblica di Catania abbiamo svolto un'attività investigativa per accertare le eventuali connessioni fra l'Amalia e altre società. Sono emerse delle connessioni fra la Matura e l'Amalia e poi alcuni componenti sia di soci che appartenenti al collegio sindacale con altre società che sono l'Algel, la Cammest poi se devo leggere qualcosa perché non è che ricordo. Può consultare gli atti a sua firma. E l'Alcam, l'Algel, la Cammest, l'Alidea e Cipitalia che ha fornito, era il titolare dei locali dove esisteva l'Amalia in Motta Sant'Anastasia. Ispettore, ci può riferire dell'assetto societario dell'Amalia? Sì. I soci erano Marchese Lorenzo, nato a Catania nel 1947, Caruso Gaetano, nato a Catania nel 1934 e Pizzimento Paolo, nato a Mineo nel 1939. Sassa e successivamente vi furono modifiche in questo assetto societario dell'Amalia? L'Amalia è stata costituita il 21 febbraio del 91. Ci può indicare, ispettore, chi erano i componenti del collegio sindacale? Sì. Falanga Luigi, nato a Paternò nel 59, Romeo Carmelo, nato a Messina nel 63, Gerbino Maurizio, nato a Catania nel 1961, Calleri Santo, nato a Catania il 29.
che poi, tra l'altro alcuni di questi personaggi rientravano anche in altre società. E poi c'era anche Grasso Francesco, nato a Catania nel 1964. Avete compiuto accertamenti in merito a questa persona, Grasso Francesco? Grasso Francesco è il nipote di Tuccio Salvatore e Tuccio Giuseppe. Voi avevate compiuto attività anche nei confronti del Tuccio Salvatore e del Tuccio Giuseppe? Attività investigative che potessero riguardare in questo contesto il Tuccio Salvatore e il Tuccio Giuseppe? Su Tuccio Salvatore abbiamo fatto un'intercettazione telefonica presso i locali della Maglia. Voi avete stabilito dei collegamenti o avete individuato dei collegamenti fra il Tuccio Salvatore e il Tuccio Giuseppe e la società Amalia? Tuccio Salvatore, almeno da quanto dichiarato da uno dei soci, da Pizzimento Paolo, ha svolto ha lavorato per circa un anno prima come consulente della Malia e poi come dirigente per la vendita e la produzione della Malia. C'è anche una nota dei carabinieri di Aci Castello su richiesta del Tribunale, la sezione fallimentare di Catania, che diceva che la Malia è subentrata subito dopo alla matura. Allora, visto che trattiamo questo argomento, la matura, voi avete svolto attività di indagini nei confronti della matura SRL? Abbiamo visto i soci della società. Chi erano i soci di questa? I soci erano Tuccio, Giuseppe, Mangion, Giuseppe e Ragusa Rodolfo. Voi avete, ricorda l'epoca in cui avete compiuto questo accertamento, o meglio, i soci indicati da lei, in che epoca erano o risultavano soci della matura? Prima del 92. Voi avete verificato se vi fosse stata quella continuità di cui alla nota citata da lei fra la matura e la società Amalia? Si evince noi abbiamo visto un'informativa della Guardia di Finanza dove il fatturato, per quanto riguarda i rapporti fra Sigros, prima con Matura e poi con Amalia, che fino a un determinato anno la Matura aveva un certo fatturato. Non appena si è costituita la Malia, questo fatturato l'ha avuto la Malia. Sì, sì. Voi avete verificato se il Tuccio Salvatore avesse interessi nella matura? Ufficialmente non abbiamo riscontrato che Tuccio Salvatore era alla matura, ma attraverso il fratello sì. Lei parlava poc'anzi di attività di intercettazione espletata dal vostro ufficio nei confronti della Malia. Esattamente la richiesta di autorizzazioni alle intercettazioni per quale motivo fu fatta? Per verificare che cosa? All'epoca noi l'abbiamo fatta per stabilire, perché avevamo avuto una notizia che Aldo Ercolano, allora all'epoca latitante, poteva avere contatti con Tuccio Salvatore e quindi si poteva addivenire alla sua cattura. Voi dall'esito delle intercettazioni avete... e quali utenze erano sotto controllo? Erano due utenze di... Non chiedo i numeri, chiaramente, l'appartenenza delle utenze. Due utenze della società Amalia. Nel corso di quelle intercettazioni voi avete sentito mai parlare da quell'utenza il Tuccio Salvatore?
Sentito non ricordo, ma persone che facevano riferimento a lui sì. Cioè, lui comunque poteva gestire, e si capiva dalle telefonate che sostanzialmente, non dico il proprietario, ma era uno che aveva una certa autorità all'interno dell'azienda. Parlava dei collegamenti della Amalia con altre società diverse dalla Matura o comunque di componenti Sì. della Amalia con altre società. Sì. Ci può indicare in che cosa consistevano questi collegamenti, ispettore? I collegamenti fra appartenenti o soci o appartenenti al collegio sindacale. I collegamenti sono fra Romeo Carmelo, che si trova sia nella Malia, nella CIP Italia, nell'Alcam e nell'Algel. Da premettere che all'Alcam è la fusione fra l'Algel e la Cammest. Poi c'è Gerbino Maurizio, che chiedo scusa un attimino, di cosa si occupavano queste società? Tutti nell'ambito della produzione, della formazione di formaggi in genere. Prego, continui. Gerbino Maurizio che si trova nella Malia, nell'Alcam e nell'Algel, mentre Gerbino Mario, che è il papà di Maurizio, si trova nella Lidea. Poi c'era Martelli Linda e Martelli Daniela, che sono due sorelle, perché una delle due è coniugata con Romeo Carmelo che si trova nella Malia, CIP Italia, Alcam e Algel. La Martelli Linda si trova nell'Alcam. Poi c'è Grasso Francesco che si trova nella Malia, che è il nipote di Tuccio, sia Giuseppe che Salvatore. Sa se il Gerbino Mario si occupasse anche di altre attività commerciali? All'epoca avevo il ristorante Villa delle Rose. Voi avete svolto attività investigative nei confronti di Miceli Antonio? Miceli Antonio, sai che lui fa parte di della Lidea, insieme a Gerbino Mario. Ma all'epoca sa che qualche collaboratore di giustizia ne parlò di lui, adesso non ricordo in che termini. Sa se il Miceli Antonio venne poi arrestato per qualche motivo particolare connesso alla criminalità organizzata? Nell'operazione Orsa Maggiore sa se venne arrestato il Miceli Antonio? No, non ricordo, anche perché non me ne sono occupato di... Circa i locali, può specificare forse già qualcosa circa i locali dove aveva sede la Malia? Forse qualcosa l'aveva già detta poc'anzi. Se può specificare dove aveva sede la Amalia? I locali erano della CIP Italia, dove la Malia pagava un canone di 4.750.000 lire. Era di proprietà della CIP Italia. Ricorda la Alidea dove aveva sede?
dove si trova attualmente la Malia, sono gli stessi locali. Voi avete mai accertato come mai la maglia portasse quella denominazione, quella ragione sociale? Perché noi riteniamo che una figlia di Tuccio Salvatore si chiama Maria, non come dichiarato da Pizzimento Paolo, che è un frutto di fantasia. Noi riteniamo che fosse soltanto per il nome che portava la figlia di Tuccio Salvatore. Voi avete accertato la composizione societaria dell'Agel SRL? Sì. L'Agel era composta da Vaccaro Giuseppe Longo Alfio, Scuderi Antonino, Gerbino Maurizio, Rapisarda Renata, Romeo Carmelo, Cantone Giuseppe, Patti Giacomo, Condorelli Bruno e Tamburino Marco. Questi qua con funzioni diverse fra loro. Il pubblico ministero per il momento ha finito, Presidente. Sì, Presidente, sì, c'è il mio assistito, Presidente Tuccio, che vuole fare una breve dichiarazione spontanea. Può farla? Dopo che avremo licenziato il test. Come? Dopo che avremo licenziato il test. Sì, grazie. Per ora procede al controesame. Sì. Avvocato Passarello. Ispettore Buceti, lei ha parlato poc'anzi di un servizio di intercettazioni telefoniche sull'utenza Amalia. Per quanto tempo si protrassero queste intercettazioni? Le utenze due erano della società. Due. Per quanto tempo si protrasse il servizio? La prima richiesta ci fu concessa per 20 giorni. Sì. Successivo non so se sono state fatte delle prove, non lo ricordo. No, soltanto per 20 giorni la prima richiesta ci fu concessa. Non so se sono state fatte prove, ma tempo di sapere come si. Quindi per almeno 40 giorni, se non oltre. Esatto? Dello stesso periodo, sì. Senta, da queste intercettazioni telefoniche il Tuccio Salvatore appariva persona che gestiva sostanzialmente, dico, la Malia? Non è emerso chiaramente, però dalle conversazioni di alcune persone si notava che il Tuccio fosse una persona autorevole all'interno dell'azienda, tant'è vero che una ragazza, parlando con la madre, disse che se mi vede il signor Tuccio mi licenzia, una cosa del genere. Sì.
mi scusi, con riferimento quindi ad un comportamento lavorativo sindacabile? Era questo il senso della telefonata? No, perché c'avevo qua. Comunque si riferiva a una ragazza che parlava con la mamma perché stava effettuando una telefonata dall'ufficio, dice, era di sera o di notte, dice se dovesse vedermi il signor Tuccio Fari, dice qui licenzierebbe. Ho capito. Si faceva riferimento al Tuccio per quanto riguarda la risoluzione di problemi tecnici lattiero-caseari che lei ricordi? Cioè tipo quantitativi per esempio di forniture, tempi di forniture, cioè cose che tecnicamente riguardavano l'azienda? Avete riscontrato dei riferimenti al Tuccio in questo senso? Gente che cercava il signor Tuccio, sì, ce n'erano. D'accordo, ispettore, se non ricorda, tanto sono soggette a trascrizioni queste telefonate e quindi le avremo nella loro integralità. Avete mai appurato qualche condotta illecita o